Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spotify. Facciamo ancora Batman Napoletano. Questo video andiamo a fare i pronostici della Serie A. Allora, due premesse. Non sono riuscito a fare il video prima perché oggi non avevo proprio tempo, tra impegni e cose varie. Non avevo proprio tempo. Poi, visto che siamo ai sgoccioli della giornata, dell'11ª giornata di Serie A, non uscirà il video del Fanta Batman. Quindi non si gioca oggi, è riposo. Vabbè, facciamo questi pronostici. Allora, Pisa Cremonese 2, 0-1 per la Cremonese, segna Vardi. Como Cagliari 1, 0-2 Paz. Cioè 2-0 Paz, scusate. Lecce Verona X 0-0. Juve Torino X 2-2. Vlahovic fa doppietta e per il Torino segna Ngong e Simeone gol. Parma Milan 0-1 per il Milan, quindi un 2. Segna Leao. Poi Atalanta Sassuolo. Secondo me ci sarà un X, un pareggio 1-1. Va al gol Pinamonti e secondo me è una scelta tra virgolette un po' esotica, perché diciamo non è che gioca tanto in campionato, ma gioca più che altro nelle coppe, tipo Champions qualche volta e nelle coppe nazionali. Però vabbè. C'è Kristovic, secondo me segna Kristovic per l'Atalanta. Poi Bologna-Napoli si gioca alle 15. Come Genova-Fiorentina, vabbè. Secondo me finisce 2, quindi 0-1 per il Napoli, segna Olind. Si sblocca finalmente Olind, dopo l'infortunio che ha avuto. Poi Genova-Fiorentina, X 0-0. Roma-Udinese 1, Dobby. Cioè il risultato finale sarà un 1-0. Poi Inter-Lazio, secondo me un bel pareggio, guardate che non è male, è un pareggio. Secondo me 1-1, gol di Lautaro e gol di Gila. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo contenuto che sarà la mia squadra a Fanta Europeo. Vi elencherò appunto tutti i miei giocatori che ho preso al Fanta Europeo. Beh, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like e qui sotto nei commenti c'è il gruppo Telegram e il canale Instagram. Iscrivetevi anche lì. Ciao!